tutta colpa di una farfalla mangiasogni. Non credevo che ne avrei mai vista una dal vivo. Io ne avevo sentito parlare in una lezione sugli animali magici del professor Palladium. Si nutre degli incubi delle persone, dando vita ad un mostro. È pazzesco! Quindi quel mostro è stato creato da quella farfalla? No, Stella, è nato tutto dagli incubi di Piff. La farfalla lo ha reso reale, catturando così le sue compagne. E così, piccolina, tu fai sogni così spaventosi. Dovresti mangiare più leggero la sera. Ha detto che i suoi biscotti non sono affatto pesanti. Ora seguitemi, ragazzi. L'albero è pronto a rispondere a tutte le vostre domande. È proprio questo! Sì, è l'albero della vita! È così maestoso e dentro di sé racchiude tutto il potere della dimensione magica, il perfetto equilibrio tra buio e luce. Vieni. Ad ogni ramo corrisponde un mondo e ad ogni foglia una fata, un piccolo frammento di magia. E questo rametto corrisponde alla terra. Pur essendo estremamente esile, dopo tanti anni è tornata a sbocciare una gemma. Una soltanto e probabilmente l'ultima. Ninfea, dove si trova in questo momento la nostra piccola fata? L'albero può dircelo. Chiedeteglielo. Lei si trova a Gardenia. Bloom, la nuova fata della terra, vive a Gardenia. La fata della terra vive a Gardenia, ma è la mia città! Questo è un segno. O una statistica. O una sfortuna sfazzata. Di qualunque cosa si tratti, siamo pronte a partire. Sì? Possiamo venire con voi? No, mie piccole amiche, questa missione potrebbe essere pericolosa, ma vi prometto che torneremo presto e saremo di nuovo insieme. Peccato, ora che ci eravamo ritrovati. Il nostro è un legame speciale, voi siete sempre con noi. Promettimi che non ti accadrà niente di brutto. Va bene, farò del mio meglio. E quando torneremo, insieme a noi ci sarà una nuova fata. Questa notizia è molto importante per noi, perché vuol dire che un'altra Pixie scoprirà il suo magico bonding, il legame che ci unisce alle fate. E chi sarà la Pixie? Allora, incrociando i dati statistici potrebbe essere... Il legame non ha niente a che fare con i numeri e le statistiche, ma solo con il cuore. Mie piccole amiche, qualunque sia la Pixie fortunata, presto torneremo qui da voi per presentarvi l'ultima fata della Terra. È una promessa. Sì, è una promessa. Parola di Winx. Ciao! A presto! Nel prossimo episodio, le Winx arrivano a Gardenia e le 6 fate scopriranno quanto è difficile vivere in un mondo che non crede più nella magia. Ma grazie a Flora, le ragazze conosceranno presto tanti nuovi, tenerissimi amici. E questo sarà l'inizio di una montagna di guai.